Oggi è stata superiore a ogni previsione, non credevo mai più che la prima volta che vediamo che ci fosse tanta gente così sul porto, lungo la strada, in mezzo ai banchetti, è stata una cosa eccezionale. Devono essere contenti gli organizzatori perché hanno avuto un successo clamoroso. Noi siamo stati trattati al solito, complimenti, come siete belli, tutte le cose che ti inorgogliscono, per cui va molto bene così. Siamo veramente orgogliosi oggi di essere stati qua a Savona, che hanno organizzato un carnevale veramente spettacolare e noi appunto siamo orgogliosi di rappresentare Novara. C'è qui dietro di me una parte della nuova corte. Forza! Dei ragazzi meravigliosi che si sono uniti a noi, che pian piano proseguiranno nelle prossime avventure. Adesso andremo a Loano, l'appuntamento prossimo è il 1° febbraio, e poi 12-13 febbraio siamo a Modena e Verona, e poi via via continuiamo con gli altri carnevali. Vi è piaciuto questo carnevale? Bellissimo! Tanto! A Novara l'appuntamento, non mancate, 31 gennaio, incominciamo a dire le maschere che parteciperanno. Oltre a Brighella di Bergamo verrà il gruppo di Castelnuovo Don Bosco, poi verrà un gruppo da Cuneo e altri gruppi si stanno prenotando. Qui il Brusca, che guarda è un fenomeno quel ragazzo, penso che ci sarà tanta allegria anche a Novara, si canta, si balla come è stato oggi qua a Savona. Allora, la prima impressione delle persone che per la prima volta hanno sfilato, che ti è parso? Bellissimo. Voi? Bello, veramente. veramente Tanta bello, allegria e simpatia. Bello. Noi siamo felicissimi, guarda, al di là di quello che possiamo dire noi, conta quello che dicono loro. E quindi salutiamo tutti i novaresi, vi diamo un grosso abbraccio e ci vediamo presto.